Rieccoci nuovamente in diretta dallo stand di FISE Veneto della 125esima edizione di Fiera Cavalli Verona, in questo spazio per raccontarvi di un libro che racconta a sua volta una storia molto longeva, molto importante del territorio trevigiano, ed è La lunga galoppata. Io do il buongiorno a Paola Del Pra, che è l'autrice di questo libro. Buongiorno e ben trovata. Grazie. Paola. Il libro si chiama La lunga galoppata, dalle origini del cavallo sportivo a Treviso alla storia del circolo ippico trevigiano. È un libro che lei ha scritto e che ha avuto il patrocinio di FISE Veneto. È un libro in tiratura limitata ed è un libro che non è ancora uscito, tra poche settimane vedrà la luce. Sì. Abbiamo con noi un importantissimo manoscritto in anticipo. In anticipo è solo una prima copia. La prima copia ed è un menabò in pratica, a livello tecnico è così. È una storia molto lunga, in effetti si parla di 110 anni in pratica, ma non pensavo di arrivare a questi punti perché tutto è iniziato dal fatto che il circolo ippico è stato chiuso nell'85 e nel frattempo si è disperso tutto il materiale. Nel 2006 ho chiesto a Marino Zava, ma penso che tutti lo conoscano, Marino Zava, che aveva scritto un articolo sul giornale, se c'era qualche cosa che riguardasse ancora il circolo ippico trevigiano. Lui nelle sue ricerche ha visto che non c'era più niente, scomparso tutto. E quindi è stato come la voglia di recuperare tutto il perso, perché comunque non solo io, nel frattempo poi ho capito che non ero solo io, ho passato degli anni stupendi all'interno di quel circolo, perché è un circolo nato da una società ippica e la società ippica è dentro un ippodromo con due specialità, il trotto e il galoppo. Quindi questa è una cosa molto singolare. Molto singolare, non è mai stato preso in considerazione, ma questo ti dà l'aspetto ampio del cavallo. Se uno è curioso, ma che comunque anche se non è curioso, è costretto a vedere le varie sfaccettature del cavallo, a conoscerle, ad avvicinarsi. C'era una compensazione fra due cose. Ecco, stiamo vedendo anche qualche foto. Questi Ce le racconta? Sono i campionati famosi sociali. Il maestro Ferrabò, che è stato un punto di riferimento per noi ragazzi, siamo negli anni 70, e questo permetteva ai ragazzi di raggiungere il patentino di primo grado, perché la scuola ti dava i cavalli fino al raggiungimento, si parlava di primo grado, adesso le cose sono cambiate, ma quello era il primo patentino per fare i concorsi. E questa era una grande opportunità, perché poi dopo se uno poteva andare avanti acquistando il cavallo e proseguire. Ecco, è una storia che nasce nel 1949, quella del circolo ippico trevigiano, chiuso poi nel 1985, ma lei ha avuto la fortuna di poterlo vivere, no? Negli anni dal 72 io ho cominciato a montare a cavallo nel 72 e ho finito dopo gli anni 80, perché poi mi sono sposata. E che ricordo ne ha? Enorme, si passavano più tempo possibile, se si potevano andare a scuola si andava là. Si giocava con i cavalli, si entrava in qualsiasi mondo, era totalizzante, ecco, era totalizzante per chi amava il cavallo. E proprio in questa raccolta di dati ho conosciuto tantissime persone che ecco, vede, questa è una bellissima foto, qua siamo proprio agli inizi, le prime corse. Questa è una foto che dice tanto, perché nel dopoguerra c'era pochissimi soldi, ma tanta passione. E qua con i cavalli, pochi cavalli, anche riformati dall'esercito, qui stiamo parlando del dopoguerra, si facevano le prime corse di galoppo per gli allievi, perché già nel 52-53 lo Steeplechase aveva fatto un accordo con la FISE, Federazione Sport Equestri, Italiana Sport Equestri, per invogliare i ragazzi ad entrare nel mondo delle corse. Nello stesso tempo la FISA era interessata per una preparazione atletica, quindi già a quell'epoca si cominciava a fare queste corse
lo stesso Angioni, che ha fatto una prefazione stupenda su questo, perché porta proprio a entrare nell'argomento, proprio anche la sua epoca. Lui racconta i suoi inizi e queste corse che facevano, e la preparazione, la severità che c'erano anche negli istruttori. E c'erano anche dei corsi di perfezionamento. C'erano dei corsi di perfezionamento a Merano, che erano molto importanti. Arrivavano i ragazzi da Milano, da Roma, da Napoli, tutte città con ippodromo, Treviso naturalmente, quelli di Merano, ho detto Foggia, Firenze, e facevano questi corsi a Borgo Andrina col colonnello Pianella, e là facevano un mese intero proprio in questi, insegnavano come tenere il cavallo, come trattarlo e come prepararsi. Erano molto severi, ecco, nell'educazione, nel sistema, ecco, non si poteva molto sgarrare, c'era un sistema militare ancora a quell'epoca. Ecco, il circolo ippico trevigiano ha regalato anche qualche bel successo, no, al territorio. Sì, abbiamo avuto 3 campioni nazionali, sì, diciamo campioni, ma erano capolisti nazionali nel salto ostacoli di galoppo, stiamo parlando, quindi allievi. Abbiamo avuto Mario Borsato, abbiamo avuto Giorgio Giustiniani e Francesco De Riu. Perché con l'istruttore il barone De Massa, Renato De Massa, che veramente li ha spronati a questo, ma lo stesso anche una ragazza che si chiama Sofia Maielli aveva raggiunto quasi l'obiettivo, se non si è fatta male proprio all'ultima corsa, e il suo antagonista in quel momento l'ha sorpassata, ma erano proprio le ultime corse dell'anno. E poi se non ricordo male si svolgevano anche le corse degli ufficiali in uniforme. Sì, è molto interessante perché il ritorno degli ufficiali è venuto proprio solo corse ufficiali a Treviso, e era una novità, perché nel dopoguerra si cercava di evitare queste cose. E con il ritorno sono arrivati i grandi cavalieri, come poteva essere Piero Dinzeo, che lo vedevi spesso all'ippodromo di Treviso. Era anche l'istruttore del CEPIM, per cui il centro preolimpico militare, e quindi era anche quello, il vedere correre questi personaggi, che ti aiutava anche a capire come si doveva montare, ed era molto interessante questo. E poi da lì, specialmente agli inizi degli anni 70, sono iniziati a nascere molti centri ippici. Questo libro è un libro nato per la storia del circolo trevigiano, ma poi un po' alla volta volevo capire il perché di tante cose, il perché, l'origine di questa passione a Treviso, e poi perché cioè, l'evoluzione dell'equitazione veneta in quel determinato periodo che è stato il circolo, quindi tutte quelle cose che accadevano, o quegli allievi che montavano a cavallo. Quindi ci sono tantissimi allievi nominati all'interno del libro, che non sono solo trevigiani, ma padovani, veronesi, vicentini, insomma è molto completo, non è fermo solo a un obiettivo, perché è giusto spiegare che cos'era quell'epoca là, ecco. Trovavo giusto, mi sono divertita nel senso di spiegarlo. E poi all'interno non c'è solo dati o cose che possono essere un po' pesanti, ma ci sono anche dei racconti, delle storie di cavalli, dei cavalli della scuola, che erano quelli che formavano i giovani, quindi non erano cavalli facili. Ripeto, c'erano cavalli riformati o cavalli a quell'epoca si prelevavano dal macello questi cavalli, quindi non facili, molto duri in bocca, quindi per l'allievo era un'avventura montare a cavallo, un grande obiettivo quello di superare certi ostacoli, ecco. Mi viene da dire quanta storia è passata in questi box, tantissima, no? Brava, proprio tantissima storia che non bisogna dimenticare. Io trovo che l'ippodromo di Treviso è un ippodromo splendido, mi spiace ma ancora che non viene valorizzato per quello che è, che i trevigiani non comprendano quello che hanno in casa. Ripeto, è un ippodromo, tra l'altro nato nel 1914, il primo ippodromo d'Italia,
perché dopo è nato con due specialità, il trotto e il galoppo, dopo è nato quello di Napoli, Agnano, nel 1937, quindi è uno dei più vecchi ippodromi d'Italia con due specialità, una pista da trotto da chilometro, anche quello è molto importante. Del galoppo diciamo che è non è Merano, non è Milano, non è Roma, però è molto utile per la preparazione dei cavalli perché è un piccolo ippodromo, però come dire, c'è tutto e quindi ripeto, è una storia molto ampia perché vede il mondo del cavallo in diversi aspetti, sia dell'equitazione che della corsa, un po' meno trotto perché ho meno conoscenza, però racconto anche come funzionava l'ippodromo, insomma come era gestito, ci sono proprio racconti, cose di questo genere, ecco, che possono interessare un po' a tutti. È stato difficile, Paola, mettere assieme tutti questi puzzle, Moltissimo. tutti questi tasselli e ricostruire così tanti anni di una storia di Treviso, insomma dell'equitazione trevigiana importante. Primo perché non c'è materiale, non esiste, quindi sono dovuta andare da diverse famiglie, dagli ex frequentatori, e poi la ricerca è andata anche nella biblioteca del seminario, alla biblioteca trevigiana del Borgo Cavour, dalle riviste ippiche, dal cavallo italiano alla rivista Cavallo Italiano, tutti i materiali che non esistono su internet, su altri, non c'è libreria, non c'è letteratura su questo, quindi è una difficoltà enorme. Sono passati tanti anni, quasi 18 anni, finalmente sono riuscita a concludere, però il materiale è tantissimo e uno, ripeto, può guardare quello che gli interessa, non deve leggersi tutto il libro, vede quello che trova, quello che gli può interessare. Ecco, ed è bello percepire anche la sua passione nell'aver ricostruito questa storia. È stata una cosa meravigliosa, mi sono proprio divertita perché ho trovato nelle persone che chiedevano materiale una luce negli occhi di felicità, di entusiasmo ancora di un passato che non c'è più, di un passato che ha frequentato ma non esiste più, quindi una passione, quella del cavallo, che rimane dentro per tutta la vita. È un passato che non può essere dimenticato perché è storia. No, perché io dico, le radici non bisogna dimenticarle, perché senza radici non si può andare avanti. Si può far tesoro di quello che è stato e migliorare il presente, perché il presente se non ha passato fluttua, non ha futuro. Questa è la mia idea, perché non bisogna perdere queste cose. La lunga galoppata, dalle origini del cavallo sportivo a Treviso alla storia del circolo ippico trevigiano, è edito da Ode. Quando e dove si potrà trovare il libro? Allora, per adesso verrà nelle librerie trevigiane, ma soprattutto contattando me, perché per adesso sarà una vendita mia personale, per modo di dire, però ci sarà una presentazione a gennaio, una importante presentazione, che con l'aiuto della Fondazione Hausbrand di Vienna e di Trieste potrò organizzare questa bella presentazione, e posso dire anche che tutti i proventi che arriveranno, che saranno in eccesso, verranno donati a qualche associazione che per me potrebbe essere un'ipotherapy, perché magari questo sarebbe l'obiettivo per me, ma devo capire dove. Quindi tutto quello che sarà in esubero, che al di fuori dei costi, andrà tutto esclusivamente per beneficenza. Una nobile iniziativa. Io ringrazio Paola Del Pra, è stato un piacere anche percepire la sua passione nel ricostruire questa storia. Non è solo mia la passione, guardi, è di tantissime persone, e lo posso garantire. Grazie a Paola Del Pra. La lunga galoppata, questo libro insomma che potremo tra poche settimane trovare. Grazie mille Paola per essere stata con noi. Io vi do appuntamento tra pochissimo perché non è finita qui, parleremo tra poco di interventi assistiti con gli animali, quindi rimanete collegati perché tra poco torneremo.